E invece parliamo di un appuntamento che avverrà domani, 26 marzo, quando alle 20:30 si ripeterà per il quinto anno il più grande evento mai realizzato a livello mondiale sui temi della sostenibilità ambientale e del cambiamento climatico. Si chiama Earth Hour, Ora della Terra, vediamo il sito web, e ora 60 minuti di buio che coinvolgeranno cittadini, istituzioni e imprese, di cui appunto stiamo vedendo il sito e il breve filmato. Nel 2010 più di 1 miliardo di persone in 124 paesi del mondo hanno spento simbolicamente la luce per un'ora per testimoniare il proprio impegno nella lotta al cambiamento climatico. In Italia partecipano all'iniziativa 140 comuni, 200 aziende e decine tra associazioni, enti locali e scuole anche nella nostra regione. Ne parliamo allora con il presidente regionale del WWF, Roberto Pizzutti, che si trova in studio collegato con noi da Udine. Buongiorno allora Presidente. Buongiorno a tutti. Allora, questa iniziativa per il quinto anno consecutivo e chiaramente bisogna dare un segnale forte. Farlo proprio il sabato in un'ora in cui tutte le luci sono accese è anche un atto di coraggio, diremmo, vero? Certamente, ma abbiamo la soddisfazione delle precedenti edizioni, quindi sappiamo che l'adesione è molto elevata, non solo a livello mondiale dove sono centinaia di milioni di persone proprio che hanno già aderito a questa iniziativa, ma anche a livello regionale, dove fra l'altro le amministrazioni delle grosse città, Trieste, Udine, Monfalcone, saranno con noi spegnendo il municipio di Piazza Unità, così anche a Udine, che chiuderà anche la sede della chiesa di San Francesco, il castello, così anche a Monfalcone le sedi istituzionali. E importante anche i comuni di Lignano, Muggia, che sono dei comuni costieri, saranno quelli che subiranno di più gli effetti del cambiamento climatico se il livello del mare per effetto del riscaldamento crescerà. E quindi siamo soddisfatti di questa loro Anche i partecipazione. cittadini sono invitati a spegnere le luci, i computer o tutto quello che è acceso e che consuma corrente elettrica? Certamente i cittadini devono essere quelli che operano in prima persona in questo cambiamento. I consumi delle televisioni, soprattutto i consumi di alta fascia come la lavatrice, ferro da stiro, cose che hanno oltre un kilowatt di potenza. Ecco, quelli riescono a dare un segnale più elevato, non attivate questi elettrodomestici. Il significato in generale è quello di ridurre i consumi, e le emissioni di anidride carbonica. Queste sono determinate dai combustibili fossili e quindi anche quelli prodotti dalle automobili, cioè dovremmo cercare di fare un ragionamento globale impegnandoci per uno sviluppo sostenibile, quindi cercare di cambiare anche abitudini non solo per quanto riguarda i consumi elettrici ma anche sugli spostamenti, evitare l'uso dell'automobile se possibile. La maggior parte degli spostamenti avviene nel percorso di 2 km, cosa che si possono fare benissimo anche in bicicletta. E in questo vorrei un attimo collegare Earth Hour anche al momento di attualità sulle polemiche sulla pista ciclabile di Udine in via Zanon, che il WWF sostiene la realizzazione di questa pista ciclabile. Magari sarà questione di qualche giorno in cui si dovrà finire il cantiere che può essere la causa del malfunzionamento di questi primi giorni, e quindi aspettiamo. La pista ciclabile è fondamentale per una nuova vivibilità della città di Udine, che anche dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico non è da poco. Grazie, ha fatto bene a dirlo, perché ci siamo anche ricollegati con la polemica appunto sul centro chiuso, sulla pista ciclabile soprattutto. Grazie a Roberto Pizzutti, il presidente regionale del WWF. Ricordiamo appunto ancora domani questo evento Earth Hour, Ora della Terra, 60 minuti di buio dalle 20:30. Si spengono le luci per dare un segnale sull'importanza di salvaguardare l'energia sul nostro pianeta.